Questa sera è una serata magnifica perché siamo proprio nel cuore della Corson, quindi è veramente un onore, un orgoglio aver inaugurato questa quinta manifestazione dalla cima al fondo organizzata dall'amministrazione comunale con l'associazione Vivi le Rive. Come ho detto prima, appunto, l'UNESCO è un punto di partenza, non è per noi un punto di arrivo, e lavorando in squadra, lavorando in sintonia potremo fare grandi cose. È un territorio che ha tantissime opportunità, è un territorio ricco di storie, di cultura, è un territorio che appunto è patrimonio dell'umanità. Probabilmente ancora non ci rendiamo ben conto di cosa siamo e credo appunto avremo delle grandi soddisfazioni proprio per la tipicità di questi nostri luoghi e per la bellezza del nostro paesaggio. Dottoressa Laganà, prefetto di Treviso, quali sono le prospettive di questo territorio dopo questo importante riconoscimento? Per certi aspetti rappresenta un punto d'arrivo, 10 anni di impegno a tutti i livelli per ottenerlo, però si apre un mondo perché intanto c'è l'impegno, ovviamente tutti coloro che qui vivono e lavorano a proseguire in questo percorso virtuoso di mantenimento della bellezza di questi luoghi, e però si aprono delle prospettive importanti anche dal punto di vista turistico. Tra l'altro questa provincia sta molto investendo, le varie amministrazioni, su questo aspetto, e credo che qui si possa veramente realizzare un circolo virtuoso. Siamo alle porte di Venezia, ma con, direi, un appeal in più, perché c'è una tranquillità, una vivibilità di questi luoghi che sicuramente attrarrà tutti coloro a cui piacciono le bellezze dell'Italia. Allora, questo qui è soltanto il primo evento che è stato organizzato subito appena riconosciuti patrimonio dell'UNESCO, ma sicuramente ci sarà l'occasione nel prossimo autunno, ma anche nella prossima primavera, di riprendere con una serie di eventi. Quello che ci interessa di più è far scoprire il nostro territorio a chi viene da fuori, quindi l'assaggio del vino, ma non soltanto, perché da promuovere c'è tutto il patrimonio enogastronomico e anche il patrimonio culturale architettonico.